Bella Radio TV presenta Bella on the road. Si scende in strada con artisti protagonisti. La radio e la TV in giro per la città. Bella on the road. Sali a bordo. Eccoci nuovamente in giro per le strade della nostra bella città. Ciao. Nino messo alla guida, io seduta qui dietro, pronti per andare a prendere il nuovo ospite. Salve a tutti, oggi Ciao. ospite particolare, ospite che mi turba un po' Io non so perché io lo conosco da quando eravamo bambini, siamo cresciuti nello stesso quartiere e non è cambiato di una virgola. Bene. Però è molto bello perché almeno so che lui è così, proprio è sincero, non lo fa apposta. Io lo vedo, lo vedo e lo stiamo proprio prendendo qui nel bar dove siamo cresciuti. Vediamo un Eccolo po'. qui. Vamos a bailar. Bandetta! Buongiorno. Bandetta. Ciao Nico, benvenuto. Ciao. Come stai? Allora, aspetta, stai vedi? Ecco, Ci vuole un po' di rabbia. Allora, per prima cosa, miete da cintura. Mette la cintura. Da mettere la cintura. fermo. No, devi mettere la cintura. Siamo in televisione, dobbiamo dare il giusto esempio. Devi mettere la cintura. Come la cintura? No, devi mettere la cintura. Ho fatto troppo rosso, Nino. Ho Come devi capito, ma stare? devi mettere Ti vuoi la fare un po' cintura. indietro col sedile, lo puoi fare. Ma sta usando la tromba. Allora, Nel sei frattempo che noi ci posso- sistemiamo. vai. Sei Se ne pronto? specchia in testa Allora, lo conosci il programma, no? Diciamo di sì. Va bene, me ne Milani, 3, 2, 1. Scheda! Bene, allora abbiamo messo la scheda di Nico Bandetta, che voglio dire, nella scheda voglio dire ci ha raccolto l'essenziale, giusto? Però oggi chiacchiereremo insieme a Nico Bandetta e andremo a scoprire questo personaggio, amico mio, che sta suscitando veramente tanta curiosità, tanto successo tra la gente, sei voluto bene, cioè ma tu ti immaginavi tutto questo? Io ti dico la verità. Dilla la verità. Completamente, mi Non rimanenti spacciare- completamente. Che la gente lascia stare il fatto del cantante. Giuseppe Cristiano era un bravo ragazzo, si divertiva la gente. È perché È sei vero, un tipo voglio molto dire, io dico- spiritoso. Sono una cena, tu sai, Io l'ho già abbiamo viaggiato detto, tanto, abbiamo l'ho già vissuto- detto anche mi hai visto all'inizio. crescere, Tu, no, voglio dire, non è che tu sei così, voglio dire, tu sei lo così. facciamo- non- sono rimasto sempre io, tu lo È sai. vero, sei rimasto Nonostante- sicuro. È vero. Nico Bandetta è un tipo molto, diciamo, com'è nella vita di tutti i giorni e sul palco. Tu sei un tipo anche molto, come si dice, come Sono si cade in moda, dall'albero. wow, come Come si cade dall'albero. Come Tu Cascaroviro. Come Cascaroviro. Quello che è Nico Bandetta è, lo vediamo nelle strade, lo vediamo sui palchi, quello che è sempre, cioè non c'è quel limite, quella cosa, assolutamente. Quindi è iniziato questo grande successo da subito, dalla prima volta, dalla prima canzone e tu hai fatto il boom. Diciamo di sì, lo dovete dire voi, noi. Lo dicono Ma loro. lo stiamo più che dicendo, altro, lo stiamo dicendo, lo Come le gente diciamo fanno noi. chiacchiere anche pure strane, dicono cose strane. Vabbè, ma della gente ancora C'è chi dice che compra le ne- visualizzazioni, c'è chi... Ma allora quello che voglio dire io non è tanto Poi vedo il sito dove compriamo le... visualizzazioni. come si chiama? visualizzazioni, cosa? Sì. Come le fate comprare le visualizzazioni? Io te lo fate comprare. Ah, guarda, no, ma già sta mazzo mangiare magari la uscita. Ancora già finisce. Che poi non è tanto l'importanza Ma chi non deve essere delle cristiano, visualizzazioni, mi vero? interessa quello che Mi dalla interessa risposta lavorare, sono le c'è chi feste. critica, io lavoro. C'è chi ha Ecco. cercato pure di distruggermi, invece sono come? sempre qua. E Le persone come? intelligenti, voglio dire, capiscono. Ma il pubblico poi Questo il sto pubblico è dicendo. sovrano, no? Però purtroppo ci sono delle persone che sono abbastanza ignoranti. E quindi c'è stato questo grandissimo successo insieme a Nico Bandetta. Nico Bandetta che è arrivato e a distanza di brevissimo tempo ha realizzato il primo lavoro discografico che tra l'altro abbiamo, perché Ce l'abbiamo, vi facciamo ce vedere, l'abbiamo. è qua, si inizia da qui, Però proprio sta foto la potevo cangiare comunque. non l'hai ti scelta piace, la copertina è tua. Però non Non ti piace? Vabbè, guarda che comunque ci interessa anche il contenuto. ecco il contenuto, che sono 9 tracce. Nico Bandetta, quando ti sei messo la prima volta dietro un microfono in sala registrazione, Nel 2000 perché tu cantavi anche prima, cioè facevi sempre Sempre, a me è anche... piaciuto sempre Sì, cantare, da ecco. bambino. Solo che poi ho voluto fare la canzone, quella di mio zio, dedicata a te. Sì. Visto che la gente, come si dice, si spacca male, Ecco. e praticamente siamo andati oltre, abbiamo fatto 5 minuti. Beh, ce ne sono tanti anche che ti hanno copiato. Sì, Lo diciamo perché è la verità. È quello che non Tutti capisco. tutti sul T-Max. Allora, l'altro tutti- giorno a Gagliaio, come si dice, eravamo, beccato. si cantava a Ciriano, ho fatto un battesimo, Sì. no?
mi fermo ragazzi, voglio fare il duetto con Decis. Tu lo sai, ci sono delle produzioni, si devono pagare delle Certo. Se dicono non Decis, si fa il duetto con me. Io con Nico Pandetta, effettivamente mi potevamo bucare di numero euro, gli erano. Certo. E questo modo, capisci? Ci sperimentando, hai fatto mai qualcosa, no? Fai un singolo, vedi se Certo, fai. e Nando. Capi invece se non mai, no? No, perché voglio. La sincerità, questa No, perché Nico se Pandetta e poi se sincera. vedi che fai facciamo detto sì, può fare 1 milione, ma fai 1 milione, dopo cambia su. Qui ci sono i soldi. Tranne ti vuoi passare un capriccio, cioè, se ti passi un capriccio, Ovvio. hai capito? Ma comunque alla conclusione. Alla conclusione è stato che appunto sei partito così, però poi ci sono Stiamo a volano, Ecco, il morale della favola è questa, perché tra feste, eventi privati, feste di... cioè, ne Ora davvero facciamo di un bello CD, intitoliamo Tritolo. Ok, spiegaci il senso del tritolo. È una bomba che scoppia. Esplosione, no? Tritolo. Esplosione. Senti, Nico Pandetta, a parte comunque il canto, andare dietro la E sala. a lei ci piace amore, amore, amore. Vai, mettiamola, fammela ascoltare, Che traccia è ascoltare. questa? Amore, amore, amore. Se tu me la lasci, ti giuro che mi... Questo si può, no? La 6. È la numero 6? Sì. Esce pazza di sto. Questa Non canzone stanno richiedendo in tanti. tanti, amore, Ninna Nanna O, che tra l'altro hai fatto il video, te spoglia. Non la puoi fare la diretta perché è una cosa che dobbiamo fare in esclusiva su Bella. Oh, lui sempre con quel telefono, sei molto social, tantissimo, cioè tu anche nelle tue dirette, hai un sacco di visualizzazioni quando... Normativo, ieri sera ho fatto questa. Ecco, guardate, 25.000 K. 25.000 K in 12 ore. in 12 ore, 25.000 K. Te la posso chiedere una cosa? K. Ma Ci Nico può fare la Pandetta, domanda? raccontaci la vita di Quindi Nico mi lavoro subito, no? Aspetta un attimo. Ma di questa? Qual è il tuo hobby, Nico? Io hobby? No, perché c'è stato qualcuno che ti ha detto mi innamoro subito, a tal proposito è venuta, poi ti Ci hanno detto le donne. Hanno risposto le donne. Non mi innamoro più, nella volta ti innamori una volta sola nella vita e basta. E poi basta. Beh, Senti, sì. Nico Pandetta è anche papà. Anzi, di una bellissima figlia che amo. Raccontaci un pochino, Nico, perché noi ti vediamo un po' così, però come papà credo che sei un papà abbastanza... Mia figlia è tutto quello che ho, l'unica cosa che è mia figlia la amo più della mia vita, vivo solo per lei, per non mi interessa né film né niente, perché amo pure mia mamma e per non mi interessa di nessuno, Che bello, dopo una cosa romantica, però mi interessa. non mi interessa di nulla. Non ci È interessa di nessuno. È Va vero, bene, è vero. quindi Non gli pisci, ma quando amo, Belle saure c'è. no? tua figlia è la cosa più importante. Invece raccontaci un pochino la tua vita, perché appunto Mi vita sei ci molto... andare a fare 2 ore e mezzo, 6 giorni e mezzo di on the run, come si dice? On the On the road! No, voglio dire, quando esci, adesso dopo tutto quello che è successo, quando magari sei fuori, Sono rinato. sei rinato, le persone ti riconoscono, le persone ti chiedono le foto, le Volte mi persone... viene l'ansia, però Ma di più succede anche durante il giorno normale, magari sei in sì, giro ma con di i più tuoi nei amici. paesi, alla fine a Catania sì mi fermano, però respiro, tipo quando me ne vado a cantare fuori non devo... Non ti puoi muovere. Sì, guarda. Questo è Nico Pandetta, molto... Senza una sala in su, senza puppetta, ecco. senza la folla. È vero, è vero. Senti, voglio farti un'altra domanda. Dice, ma male. Vedi? Ecco. Vedi? Fermo! Ma insomma. Qual è Nico Pandetta, visto che già hai realizzato il primo lavoro, ci sono in programma tante altre cose, giusto? Sì. Qual è la tua canzone preferita? Adesso so quale vado a colpire, però quella preferita che Togliendo quella di mia figlia, perché la vita è... Beh, quella voglio dire, lo non te lo so sappiamo. dire, mi piacciono tutte veramente. Ora mi inseppare magari con amore. hai visto? Amore, amore è una bella canzone. Amore, Me la sento, allora quella mia voce non mi piace. non ti piace? No, non mi piace. Penso che possa cantare. Quando ti Ti ascolti... porta fastidio se ti dicono non ti piace, ti porta ansia. No, capita, Perché capita. è vero, di dentro tu la voce la senti in un modo, ma quando ti Capita. ascolti fuori la senti diversa. Capita. Comunque io mi ascolto ora tipo amore, non si può mai. Ti ascolti Mi sempre. piace le spoglie, mi piacciono tutte. Che mi CD l'ho scelta tutte io e mi piacciono tutte. Anche Questa ad esempio è lontana. Tipo questa qua non la conosco. Eppure richiesta. A me la richiedono. Perché in questa. secondo tempo, prima hanno sentito diciamo le canzoni boom boom, ora stanno incominciando ad ascoltare queste qua. E sui più belle non CD. Eh beh, è normale, perché poi la gente è come quando un cantante fa successo, voglio dire, con una canzone poi la gente è curiosa di sapere anche che cosa ha fatto di altro. Siccome tu senti E lui, eravamo in una festa privata, siamo andati a cantare in un compleanno, Sì, no? ma vuol dire E canta lui, mentre che sta cantando
Un saluto a Mario Parise. È vittima di sempre, Ma che c'è? Lo fa l'altra volta mentre stavamo Ma non ti sente, voglio dire, ma non c'è, come fai? Dici, ma infatti faccio, ma perché salutare a Mario Parise? Perché gli è venuto in mente? Ma l'ha detto anche di nuovo. Perché si dà l'arrangiamento, Certo, saluto a Mario Parise. Non sapevo che Posso chiederti una cosa, Nico, visto che comunque hai detto la tua voce non ti piace, ma se non quando... posso usarci, spero. Ecco, quando ti ascolti, ma quando capita che si va ad arrangiare un brano, quando capita che si va... La smetti di guardare le donne che io ti sto facendo guarda le serie! Certo, chi non lo voleva sapere adesso Ma lo sa. scusa, chi minuto, tu mi sono innamorato e guarda quelle! Devo capire, stavo scoppiando. Ma se gli capita, scusami, che fa? Fai finta Tutto che questo orario all'orario che si esca a posto. Certo, ora infatti sto passando davanti a tutte le scuole io, no? Certo. Sono iniziate già le scuole? Certo. Ah, e allora ora passiamo Ti dal stavo canale. chiedendo, visto che tu non ti piace dici quando ti ascolti, quando tu ascolti dici buono oppure capita che questa cosa Buono. non ti piace e dici no aspetta però questa cosa la dobbiamo sistemare. Vabbè, se c'è da sistemare è evidente che sistemiamo. Vabbè, è normale, ma guarda che anche i Però grandi signor vogliono Luca, sistemare i dischi, se più avanti quando diventerò nell'ottica del cantante, che ancora io non mi rendo conto. Forse perché sono rimasto, io lo so che sto andando forte, oggi non mi conoscono tutti perché io non lo so. C'è vero, fumato è a vero. Roma, c'è fumato tutto l'est. Voglio dire però, o forse perché non mi sono cose. No, io mi sono adesso, perché io sono scemo. Però forse non lo sono rimasto io. Ancora non ti sai definire tu stesso. Quindi è un signorettista. Ma perché ti ci sei ritrovato forse troppo velocemente? Sicuramente. Non c'è stato quel percorso piano piano, Bravo. lentamente, ti ci Senza sei ritrovato sacrificio. direttamente così, in un secondo, al lampo, ti sei ritrovato... Ma che ci posso fare, bello? Ma come fatto non lo so. Ma chi ci hai fatto non lo so. No, vabbè, ma comunque Io sia. canto e tu mi voglio. Secondo me sai perché Nico Pandetta è uscito fuori? Perché? Che sembra difficile da Ma capire. avanza, No. Sembra difficile da capire, ma in realtà non lo è. Sai perché lui è uscito fuori? Perché lui è diverso da tutti. È vero, lui non ha, diciamo che non ha vergogna, non ha pregiudizi, non ha quella cosa di dire devo farmi vedere così, Cioè, non tu si nasconde, tu lui non per puoi come è. dire che lui somiglia a quello, No. a quella. Lui è un nuovo Una sua personaggio. identità. E appena è uscito, voglio dire, attaccato. Ma senti, me la canti una canzone di un cartone animato? Saccio, non mi sa. Un cartone animato, il tuo cartone animato preferito? Vedi, con Nico mi piace discutere perché mi Come si vengono fa? Come si fa? Che cosa? La canto una volata. Va bene, vai, il cartone animato preferito. Non me ne innamoro su. Ma da forse che cosa ho mandato? Il Un cartone cartone animato, la canzone Già i tipi. la I canzone sono che ti si muovono con te. quella là, io non credo che Heidi era il tuo cartone animato preferito. Ma manco io ci credo. Noi vogliamo, però poi delle mattine olate, vedere vicino, veniva a scuola. Nico, Ma io già con bolle, mi vedeva, poi. Tra l'altro noi siamo cresciuti qua in Già queste con strade. bolle. io non immagino Nico Vandetta da piccolino. I tempi dello la smacchiatoria, ti ricordi? O stop. La smacchiatoria. Stop andiamo avanti. Stop adesso. È vero, minchia, è passata una vita. No, vabbè, stiamo raccontando le cose nostre. Io ero piccolino e ero in Ma tu seguivi Nino Marchi come cantante? No. No, noi eravamo di comitiva, siamo cresciuti Il insieme. piccerino, vedeva io, si mettevano le notti, stavo prendendo mezz'ora da 2 ore, 3 ore da. Con la buonanima di Michele. Quando mettevamo da. Dopo detto ne avevo dopo non ne facevo. Tu tu c'è che ci stai per lui. Alle ricotte. Non c'era tipo da terreno? Sì, che lui, solo lui riusciva a fargli entrare il Il pallone pallone. è una foto, ma non so. È vero. Salutiamo, non mi sembra. È vero, è Questi vero. sono ricordi di quando si è piccoli. Eravamo ma piccoli, certo, piccoli. Siete cresciuti. Lui è più grande, voglio dire, io piccolo e lui. Certo, ma lui è sempre stato così, Ma io sono mai stato così, sai? Non mi sono andato già a fuori. Lo so. Ragazzi, ma insomma stiamo raccontando la C'ha vita il cane lui, ha un cane. delle persone di Cipali, Ma è bello. perché siamo in zona Ma io ho Cipali. pensato all'amico mio, voglio dire sì. Tu devi sapere che, per farti capire che eravamo veramente piccoli, quando io ho preso la patente, mio papà mi dava la macchina che lui usava per andare a lavorare, No, che era bravo. no, la 127 azzurrina, carta da zucchero. Io salivo qua e praticamente questo amico nostro, che oggi non c'è più, quando mi vedeva si metteva sul cofano della 127 e io partivo, ti ricordi? E lui ci facevamo tutta la via Regia Corte con lui solo sul cofano della macchina. Quando ero un La dannifico. televisione, il telefono.
Era un montagnier. È arrivato già il momento dell'ultima domanda. Sì, Abbiamo già finito. io adesso- Dopo io adesso- questa- Nico, ti devo fare la domanda di conclusura. Di conclusura. Facciamo di una moneta. Amaia! Sì, sì. L'ultima domanda è la seguente. Sì. Il sogno nel cassetto di Nico Vandetta. Non me la so. Non ci credo. Sapevo, non lo sapevo. Fai sotto lavati, non è con me. Sotto lavati. No, quindi Qual è il lasciamo sogno dove ti del abbiamo Ma che preso. sei? Non se ci vuole, non me la so. Non ce l'hai un sogno nel cassetto che vorresti realizzare? Porca miseria, Mary Non ce l'ho Milani. realizzato. Hai visto? Così? Ti basta? Non puoi più niente? Continuare così, essere felice. Continuare così, essere felice lo sono, però sono felice basta. E poi ti spiego, non c'è nulla. Va bene. E noi con questa pirla di pirla. Certo, questa pirla. Certo, se te lo spiegava oggi che stavamo facendo Era meglio. era più sensato, però te lo spiegherai prossimamente. Ma Su poi ce ne questo. esce che giocavamo di cicchietta, poi. Può essere, vedi? Può essere. Va bene Nico, noi ci siamo Vandetta, divertiti. È levi da stato 5. troppo. Lieve da 5. Lieve da 5. Lieve da È 5. stato molto divertente, ci siamo divertiti. Ci auguriamo di continuare così perché comunque alla fine. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera, siamo Ciao, Vandetta. Venite qui, tutto quanto Ce la posso fare. Voglio dire che di questa puntata non ci ho capito niente. Non ci hai capito qualcosa? No, io che già so male di mio, figurati. Benissimo. Però Pandetta è bello perché è così. È vero. mi Pandetta sono è bello perché è così. È vero, ed è stata una puntata molto divertente. Bene. Va bene, a questo Che punto facciamo? tra, non lo so, siamo tra un Pandetta, una macchina, Sì. un bello on the road Sì. e una bella car. Non lo so, ho finito le parole. Bene, sono ciao, sconvolta. ciao, ciao, ciao. Bella on the road. Si scende in strada con artisti protagonisti. In strada, la radio e la TV in giro per la città. Bella on the road. Sali a bordo.